in collaborazione con Gruppo Ena. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. La cantina e vini Siddura, Sardegna in purezza. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Sgaravatti Group, specialisti del verde dal 1820. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Apriamo questo quinto appuntamento stagionale con Panorama Sardo, speciale estate. Gran parte di questa puntata sarà dedicata al nostro viaggio in Ogliastra, con focalizzazione soprattutto che riguarda Calagonone Jazz, un bilancio dopo 7 giorni della manifestazione, ma andremo in visita anche alla cantina di Dorgali e ci soffermeremo anche all'acquario della Sardegna. Ma apriamo la puntata prendendo spunto da quanto scritto negli ultimi giorni dalla stampa locale, che riguarda il problema del gran caldo che ci perseguita dal 25 di maggio, temperature che hanno raggiunto anche i 40 gradi, pomodori e angurie raccolti ridotti ma con più qualità. Il caldo africano brucia i prodotti, troppo sole, l'irrigazione non basta. Ne parliamo con Filippo Murru, presidente del Comitato degli Imprenditori Agricoli Sardi. Una situazione di grande difficoltà. Sono situazioni che, ahimè, a causa dei cambiamenti climatici si verificano oramai ogni anno. Ricordiamo un'estate così critica nel 2017, in cui appunto venne definito l'evento calamitoso e per il quale appunto vennero poi impostati degli strumenti strumenti finanziari in grado di andare a coprire quelle perdite, quei danni ingenti subiti dalle campagne. Mi scusi se la interrompo, ma proprio su questo tema è intervenuto il presidente dei Coldiretti Sardegna, Battista Qualbo, che ha segnalato che gran parte delle aziende questi aiuti, questi ristori della regione che risalgono a 5 anni fa non sono stati mai incassati. Purtroppo la situazione è drammatica, nel senso che comunque da parte delle campagne, diciamo così, la regione non ha ad oggi finalizzato tutti quegli interventi, quegli strumenti diciamo così, ad accompagnare appunto i danni subiti. E purtroppo che cosa c'è da segnalare? Una delibera del 2020 della giunta regionale, burocrazia zero, nel quale venivano messe a disposizione 30 milioni di euro e la regione si impegnava ad anticipare. Se non sbaglio era un intervento dell'aprile del 2020 in piena pandemia. Esatto. C'è questo intervento e ovviamente era finalizzato a, diciamo così, ad anticipare quelle somme derivanti dalle domande di siccità del 2017. Erano circa 11.470 domande complessive tra il 2016, il 2017 e il 2018. La Regione si era impegnata, però ad oggi che cosa è successo? Che sono state inviate già nel 2020 in modo massivo circa 4.000 domande, 4.000 anzi istanze di pre-rigetto, nel quale si andavano ad assottigliare quelli che erano i danni subiti al 30% di quello richiesto in domanda. Ad oggi sono arrivati alcuni piccoli acconti, però diciamo che sotto questo aspetto il sistema burocratico regionale è in forte ritardo e questo ritardo causa poi la sterilizzazione degli effetti stessi delle domande di siccità, quindi dei rimborsi causati da danni. Quindi in questa stagione se andiamo a vedere quelle che sono le aree svantaggiate, quindi dal Sulcis al Sarrabus per salire all'Ogliastra, visto che sarà uno
dei luoghi che visiterete in questa trasmissione. Aggiungiamo anche la Gallura. Aggiungiamo la Gallura, l'Oristanese, ci sono alcune zone cosiddette aree svantaggiate, quindi che non sono coperte dai consorzi di bonifica, quindi stiamo parlando di aree che non sono servite dai consorzi di bonifica e per il quale le imprese agricole devono fare riferimento ai loro pozzi. Il livello dei pozzi ovviamente in questo periodo, non nascondiamo, su segnalazioni di diverse aziende che seguiamo, che è a livelli minimi, perché comunque a causa di assenza di precipitazioni da circa 4 mesi. Sì, da marzo in particolare. Da marzo in particolare abbiamo delle temperature che sono al di sopra della media, chiaramente il livello delle acque va ai minimi e quindi questo crea sofferenza sulle culture e quindi anche il contingentamento delle riserve. Andiamo al dettaglio. Una cultura che è privilegiata dal grande caldo è l'olivicoltura. Assolutamente, perché anche da un punto di vista di quelli che sono gli attacchi parassitari vengono meno, cioè vanno a ridursi chiaramente. E questo è un qualcosa di importante, però diciamo che in Sardegna non viviamo solo grazie, è importantissima l'olivicoltura, però non c'è solo l'olivicoltura. Sì, quindi, noi stiamo parlando delle positività. Sì, sì, ecco, sì, parliamo dei vigneti. Sarà obbligatorio fra massimo 15 giorni iniziare la vendemmia delle uve a bacca bianca. Non dimentichiamoci che sui vigneti ci sono anche certe colture che vanno anche in arido, quindi si autosostengono senza bisogno di interventi idrici di soccorso. Avremo un vino di alta qualità. Assolutamente. Minori quantità, maggiore qualità. Ecco, questo è il rapporto. Le cose vanno malissimo perché il prodotto si brucia per i pomodori e le angurie. Assolutamente, questa parte qui relativa a queste culture risentirà assolutamente di questo momento e ci saranno comunque dei danni importanti, inutile nasconderci. Non bisogna essere, diciamo così, eccessivamente critici, però bisogna essere anche realisti. E quindi sulla base di questo prendere atto che bisogna intervenire quanto prima, ma con strumenti finanziari che diano risposte certe in tempi certi e soprattutto che siano allineati ai tempi di impresa, altrimenti non ha più senso parlare o programmare interventi di sostegno quando questi interventi arrivano in un momento, diciamo così, che è troppo a distanza, quando magari addirittura in 5 anni un'azienda può anche essere già chiusa, un'azienda agricola. Le cose stanno andando benissimo per le aziende che fanno attività turistica nel mondo rurale. Questo è un tema fondamentale, nel senso che stiamo toccando il vero diciamo così, centro del futuro, cioè immaginiamo che dagli studi fatti quello che cresce è il settore dell'agriturismo, quindi turismo legato ad aziende agricole che quindi hanno già una base redditiva agricola e che possono promuovere attraverso il turismo la ricettività, l'accoglienza, la ristorazione in agro con i loro prodotti aziendali, i turisti, quindi diventa un motore marketing. Cioè il tema futuro e anche della futura programmazione rurale, parliamo di risorse, stanziamenti di risorse, dovrebbe essere proprio questo, l'agriturismo, perché l'agriturismo è quel sistema virtuoso che ti crea indotto occupazionale, che ti crea indotto di filiera, perché grazie anche a un intervento legislativo della scorsa stagione estiva del 2021, il Consiglio regionale di maggioranza ha approvato delle modifiche alla legge sull'agriturismo, consentendo alle aziende agricole non solo di vendere i loro prodotti aziendali di somministrati, ma anche vendere prodotti sia dell'artigianato artistico sardo che della stessa filiera agroalimentare. Quindi io posso, come operatore agrituristico, vendere, commercializzare all'interno della mia azienda, manipolare all'interno della mia azienda anche prodotti di altre aziende agricole della filiera sarda. Quindi sono strumenti che vanno a vantaggio necessariamente di tutte le imprese che oggi vogliono affacciarsi a questo tema, che è l'unica vera fonte di produttività, di valore aggiunto, che riesce a mettere anche piccole realtà aziendali, quindi non stiamo parlando di aziende con estensioni di 100 ettari, ma di piccole aziende fino a 10 ettari, che consente appunto questo sistema virtuoso di creare valore aggiunto e di far andare in equilibrio i conti e di mantenere anche famiglie. Quindi si crea indotto occupazionale, si crea reddito sul territorio, ma soprattutto, visto anche il problema incendi, la campagna crea animazione nell'agro in ambito rurale, quindi diciamo così,
maggiore il sicurezza, monitoraggio del territorio e quindi più sicurezza, meno incendi. Quindi sono esternalità. Riflettiamo anche sul fatto, e ci avviamo alla conclusione della nostra chiacchierata, che queste aziende possono promuovere un turismo che va al di là dell'estate, esatto, e soprattutto popolare le aree interne della Sardegna. Assolutamente, c'è il tema spopolamento, che è un altro tema cardine che attraverso l'alimentazione degli ambiti rurali favorirà appunto la diminuzione del spopolamento e quindi una popolazione meno concentrica sui soliti punti costieri, quindi sulle grandi città, ma verso quei piccoli centri che saranno l'essenza del nuova forma di sviluppo della nostra regione. Mi conferma, e siamo proprio alla battuta finale, che il migliore utilizzatore dell'esperienza turismo in agro, turismo nelle zone rurali, è il visitatore straniero. Assolutamente, il visitatore straniero è il miglior promotore del Made in Sardinia. Usiamo anche questa espressione anglofona perché è un'espressione che ci apre a tutta la comunità internazionale ed è, diciamo così, il miglior promotore delle nostre eccellenze agroalimentari nel mondo. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. C'è un posto nel mondo in cui l'eleganza incontra il gusto, l'energia accarezza i sensi e la bellezza si sposa con la terra. Il suo nome è Sardegna. Il suo vino è Siddura. Siddura, Sardegna in purezza. Passione, competenza, professionalità. Sono questi gli ingredienti che rendono unico un giardino firmato Sgaravatti. Da oltre 200 anni progettiamo e realizziamo giardini su misura, dal design inimitabile. Giardini unici, in perfetta armonia con la natura e i tuoi desideri. Sgaravatti Group, specialisti del verde dal 1820. Immagina un mondo migliore. Un mondo dove le auto emettono solo acqua. Un mondo senza più barriere. Senza più incidenti. Immagina un mondo dove zero è solo l'inizio. Immagina un mondo Beyond Zero. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.
siamo sbarcati a Cala Gonone. Alle mie spalle potete riconoscere inconfondibile la grotta del Bue Marino. Siamo qui per la 35esima edizione del Cala Gonone Jazz Festival e andremo a scoprire come il jazz può essere integrato con quelle che sono le musiche sarde, gli artisti sardi, ma soprattutto andiamo a incontrare Giuseppe Giordano, che è il patron di questo magnifico festival da 35 anni. Domenica notte si è conclusa la 35esima edizione del Cala Gonone Jazz Festival con un bilancio assolutamente positivo. Una 35esima edizione che ha preso il via con l'anteprima a Cagliari dal 21 al 23 luglio con gli spettacoli a Sortu de Sanespula in Viale La Playa e al Risto Club in Out di Viale Marconi. Poi per un'intera settimana il tradizionale appuntamento a Cala Gonone negli spazi dell'Acquario di Sardegna, del Teatro Comunale e la consueta ciliegina sulla torta dei concerti accompagnati dall'unicità e dalla suggestione delle grotte del Bue Marino con protagonisti Zoe Pia, il coro Ortobene e i tenores di Orosei del maestro Antoni Milia. È certo che al boom di turisti verificato nell'ultima settimana di luglio in Ogliastra ha contribuito il lavoro dell'associazione L'Intermezzo di Nuoro, che è stata capace di varare un cartellone con oltre 20 appuntamenti tra concerti e attività collaterali. Un mix riuscito di grandi nomi e alcuni amatissimi musicisti del panorama internazionale con la proposta di tantissime novità, la presentazione di gruppi emergenti e la promozione di giovani artisti che da diversi anni aiutano la manifestazione a rinnovare la propria veste, valorizzandola con nuovi stimoli e aggiungendo importanti contributi al di là del puro jazz per una sapiente alternanza di stili e generi. Ci sono voluti pochi passi dal molo della grotta del Bue Marino per arrivare in questo palcoscenico naturale straordinario e incontriamo Giuseppe Giordano. Giuseppe, benvenuto a Panorama Sardo. Grazie, buonasera a tutti. Giuseppe, 35 candeline di questo magnifico festival. Ce le provi un po' a raccontare dopo questi anni incredibili? Ci vorrebbero 35 anni. Io in realtà sono noto per essere molto prolisso, quindi forse è meglio non cimentarci in un racconto così lungo. Però 35 anni di continuità sempre nello stesso luogo, sempre in questo territorio, credo abbiano un significato particolare. E abbiano dato una risposta e anche credo gratificazione, comunque un senso a quello che abbiamo pensato appunto 35 anni fa. Pochi appassionati di jazz ci siamo cimentati in un contesto che per noi era completamente nuovo, cioè organizzare, produrre, chiamare artisti, produzione logistica, service, eccetera. Abbiamo provato i primi anni, le cose sono state molto diciamo importanti come successo e quindi da lì abbiamo continuato quasi in maniera fluida, semplice, quasi naturale. Siamo arrivati al 35esimo. Questa programmazione ha un valore doppio perché i 2 anni di fermo comunque contingentati ci hanno comunque permesso a chi ha preso certe decisioni di continuare gli eventi di lavorare sotto traccia per poi arrivare a una normalità. Voi come intermezzo l'avete fatto e oggi abbiamo anche la dimostrazione, c'è un sold out nella grotta del Bue Marino, anche nelle giornate precedenti a questa. Quanto è stato impegnativo? In effetti quest'anno diciamo è stato impegnativo perché abbiamo investito risorse che ancora non abbiamo, insomma.
Noi per fortuna godiamo di una sorta di paracadute, cioè la banca ci riconosce, ci ha dato fiducia e ci riconosce un fido diciamo sostanzioso, per cui possiamo utilizzare i soldi, tanto sono cose, e poi sono cose della vita, insomma, cioè siamo esseri umani. Giuseppe, ma se tu da patron di questo straordinario evento, perché Panorama Sardo nell'ultimo periodo con le telecamere di Telesardegna, ma in passato per tanti anni abbiamo seguito questa kermesse, che è davvero nazionale e internazionale, ma se tu dovessi fare o approfittare delle nostre telecamere per fare una domanda all'assessore di riferimento che cura gli eventi regionali in questo caso, che domanda gli faresti? Che noi teniamo la barra dritta, continuiamo a fare quello che abbiamo fatto in 35 anni e dall'inizio, dal primo anno, devo ricordare che abbiamo sempre curato gli aspetti di affinità e di sintonia tra la musica etnica, la musica tradizionale e il jazz, che comunque ha un'origine prettamente diciamo tradizionale. Adesso mi è venuto in mente il primo anno, 35 anni fa, siamo riusciti a proporre, produrre una delle prime produzioni, scusate la ripetizione, originale, con Fresu alla tromba, c'era un suonatore di launedas tipico nuorese, che non è uno strumento barbaricino, Cesare Carta, e il tenore di Fonni. Gli antichi, cioè adesso poverini sono tutti in cielo, ma l'antico tenore di Fonni. Abbiamo fatto eravate precursori, quindi abbiamo iniziato così e ogni anno abbiamo cercato di coinvolgere sempre anche, diciamo, rappresentanti della tradizione, come stasera in grotta, che voglio ricordare si chiama la grotta della Dama Bianca. Noi non siamo all'interno delle grotte, siamo adiacenti al mare perché ci sono due bocche enormi, quindi in realtà siamo a contatto diretto con il mare, le persone che conoscono, e quindi c'è un bassissimo impatto ambientale, erosione praticamente nulla. Poi non è per niente invasivo, perché avete potuto constatare dallo sbarco 10 metri siamo nella sala, è una sala ampissima, ci stanno tantissime persone. Per riprendere il discorso, stasera abbiamo il coro Ortobene, abbiamo Zoe Pia, che ovviamente rappresenta il jazz, che ha costruito un lavoro con il gruppo Antoni Melia di Orosé. Per cui più tradizione di questa, cioè far polemiche non serve a niente, bisogna rimboccarsi le maniche e cercare di superare questi 3 anni che sono stati terribili, e credo che noi adesso stiamo raccogliendo i frutti di aver fatto la scelta di non mettere in cassa integrazione nessuno e rimanere sempre nel territorio, perché anche nei 3 anni precedenti abbiamo modificato un po' la formula, magari qualche spettacolo gratuito, però siamo stati sempre diciamo presenti. Sì. Allora, prima di andare a conoscere i protagonisti di questa magnifica giornata in questo palcoscenico naturale, normalmente i ringraziamenti si fanno alla fine. Stavolta facciamoli all'inizio. Un ringraziamento a tutti i partner che hanno creduto all'associazione Intermezzo, all'Intermezzo stesso, che come associazione con i volontari, con le persone che lavorano con te da tanti anni, ma soprattutto la novità di quest'anno è l'acquario e la cantina di Dorgali, che sono state sempre vicini all'associazione e al festival, ma diciamo anche tutti gli operatori di Dorgali e Calagonone. Assolutamente sì, la cantina è stata diciamo il nostro primo sponsor privato, da 35 anni ci ha sempre sostenuto, e quest'anno abbiamo coronato diciamo questa collaborazione facendo 3 concerti appunto all'interno della cantina con le degustazioni abbinate.
Il comune di Dorgali è il nostro amico fidato, però non dimentichiamoci l'assessorato della pubblica istruzione regionale, la fondazione di Sardegna che ci sostiene da tempo, da tantissimo, non dimentichiamo Sardinia Post con il quale abbiamo raggiunto una sorta di partnership. Quest'anno si è aggiunto anche l'ausilio della Coldiretti che ha curato le degustazioni nel villaggio del jazz. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. C'è un posto nel mondo in cui l'eleganza incontra il gusto, l'energia accarezza i sensi e la bellezza si sposa con la terra. Il suo nome è Sardegna. Il suo vino è Siddura. Siddura, Sardegna in purezza. Passione, competenza, professionalità. Sono questi gli ingredienti che rendono unico un giardino firmato Sgaravatti. Da oltre 200 anni progettiamo e realizziamo giardini su misura, dal design inimitabile. Giardini unici, in perfetta armonia con la natura e i tuoi desideri. Sgaravatti Group, specialisti del verde dal 1820. Ogni cosa che ci circonda nasce da un sogno e diventa futuro. Il nostro è un viaggio che evolve nel tempo, trasformandosi in un nuovo mondo. Dove le performance sono sostenibili, la tecnologia hybrid è di serie su tutta la gamma. Suzuki 100% hybrid. Suzuki, tecnologia da incentivi. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le buone idee viaggiano con le garanzie. Il fondo di garanzia è dalla parte delle imprese sarde che vogliono superare la stretta creditizia. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. La Setrand, leader in Sardegna nel settore ambientale, si rivolge alle amministrazioni pubbliche e alle aziende dell'isola. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMAS. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Siamo qui con i protagonisti di questa serata musicale che, come vi abbiamo anticipato, si tiene nella grotta del Bue Marino e lo facciamo con il coro Ortobene, con il presidente e il direttore. Iniziamo subito dal presidente. Stefano, quanto è importante veicolare in questa location, in questo festival, la musica sarda? Allora, l'importanza è ovviamente un'occasione imperdibile per noi, perché intanto è la prima volta che veniamo a cantare qui alla Grotta del Bue Marino
Come sentite dietro di noi stanno provando i tenores, perciò la musica che si evolve in continuazione, associarla al jazz o a un'altra tipologia facendo degli esperimenti come Zoe Pia e il Coro Ortobene in questo caso, ci sembra veramente un'occasione imperdibile. Poi credo che dal punto di vista musicale sia proprio diciamo, più adeguato l'intervento del direttore Giapriamo Incollu, che tra jazz e canto sardo magari ci dà qualche chicca in più rispetto al sottoscritto. Poi torniamo da lei, Presidente. Allora, direttore, questo è un teatro naturale. Si vivono delle emozioni che già normalmente si vivono ascoltandolo nei classici teatri, ma oggi cosa proporrete? Oggi proponiamo una serie di canti che il Coro Ortobene ha cantato nel corso della sua lunghissima storia, quindi i primi canti inizieremo da un brano tradizionale, un brano d'autore che però è diventato un brano tradizionale che non potrò riposare, per passare ai canti scritti dal maestro precedente, Alessandro Catte, che ha diretto il coro per 30 anni, e poi finiremo con un mio brano, il mio primo brano composto per il Coro Ortobene. Abbiamo partecipato a tante edizioni del Calagonone Jazz Festival. Oggi, dopo un paio d'anni, ci riprendiamo la normalità, ma voi come avete, tra virgolette, combattuto questi 2 anni? Allora, a dire il vero, ovviamente il 2020 non abbiamo fatto, era un blocco totale, poi appena è ripartita insomma, la libertà delle persone, intorno a aprile 2021 abbiamo ricominciato a provare. Diciamo che da quel momento in poi non ci siamo più fermati, tant'è che facciamo anche qualcosa a dicembre, proprio le prime uscite sono a dicembre, o Piazza Sata a settembre 2021, mi ricordo, un altro appuntamento sempre importante intorno alle festività, alla festa del Redentore, chiedo scusa. Per poi proseguire la preparazione per quella che è la nostra rassegna principale, che poi si è, diciamo così, messa in campo a marzo del 2022. Ovviamente i preparativi tutto nel 2021, in piena pandemia, con la Omicron che ha invaso, dovevamo abbandonare i lavori. Invece abbiamo messo su l'impossibile e, diciamo la verità, non ci siamo mai fermati e oggi eccoci qua ad un altro bellissimo appuntamento. Allora, direttore, prima di lasciarvi al vostro check per poi assaporare insieme ai telespettatori di Panorama Sardo la vostra performance, quando è fondamentale che la musica sia non solo condivisa ma soprattutto vissuta, soprattutto nei giovani? È fondamentale, per me la musica non ha confini, non dovrebbe averne, quindi questa commistione tra il jazz e la musica corale è una cosa che apprezzo tantissimo, quindi io personalmente sono veramente contento di essere qui stasera. Grazie. E allora noi ringraziamo il Coro di Ortobene e ci godiamo le immagini ma soprattutto i suoni e ascolteremo la loro performance in esclusiva per Panorama Sardo Estate. Siamo sempre all'interno delle grotte del Bue Marino, è uno scenario straordinario, unico per noi ma soprattutto per il Calagonone Jazz Festival. Adesso abbiamo il piacere di avere con noi Zoe, un'artista sarda, internazionale, nazionale e soprattutto sarda. Benvenuta. Grazie, grazie a tutti.
Oggi farai un abbinamento con i tenores di Orosei e poi andremo a sentire. Come nasce questa idea? Questa è la premiere di Indindara, il progetto appunto con i tenores di Orosei e Anthony Milia, e nasce dall'incontro social digitale con Checco Francesco dei Tenores. E allora andiamo a sentirlo. Benvenuto a Panorama Sardo. Il progetto nasce social ma diventa reale. Diventa reale, sì. Allora ho avuto questa pazza idea di coinvolgere un artista così importante come Zoe, perché doveva esplodere questo gruppo in qualche modo, e quindi ho convinto Zoe. Non è stato facile convincerla, però ho messo tutto il mio impegno e l'ho portata in un palcoscenico come Calagonone Jazz, che è il più importante a livello europeo qui nel golf. Zoe, tu hai lavorato in Sardegna, in Italia e all'estero, ma tornare a casa in uno scenario come questo per il Calagonone Jazz Festival, che emozioni ti fa nascere? Non poteva esserci luogo migliore per inaugurare questo progetto proprio tra arcaico e contemporaneo, che è quello che noi faremo oggi con Indindara. Ecco, farai e userai anche non solo il tuo strumento principale, che ricordaci qual è? Il clarinetto. Ma userai anche le launeddas e anche altri strumenti? Sì, le launeddas, che si presume, ci sono diversi studi che appunto presumono sia l'antenato del clarinetto, e io l'ho scoperto studiando composizione, e andando via dalla Sardegna mi sono resa conto di quanto importante fosse questo strumento e di che potenzialità timbriche potessero dare. Però voi siete in questo caso riusciti a fare un cortocircuito. Sì, esattamente, si tratta proprio di questo, un cortocircuito che è pazzesco. Poi quello che abbiamo messo insieme a me dà un'emozione veramente assurda, e non vedo l'ora di farvelo ascoltare, perché secondo me ne vale veramente la pena e me lo sento addosso, e quindi non vedo l'ora di iniziare. E allora noi, in attesa di questa performance, vi lasciamo alle immagini del nostro Antonio Carta, ringraziamo i nostri protagonisti e soprattutto un'ennesima esclusiva di Panorama Sardo di Tele Sardegna per raccontarvi quello che accade nella nostra meravigliosa isola d'estate. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana, che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. C'è un posto nel mondo in cui l'eleganza incontra il gusto, l'energia accarezza i sensi e la bellezza si sposa con la terra. Il suo nome è Sardegna. Il suo vino è Siddura. Siddura,
Sardegna in purezza. Passione, competenza, professionalità. Sono questi gli ingredienti che rendono unico un giardino firmato Sgaravatti. Da oltre 200 anni progettiamo e realizziamo giardini su misura, dal design inimitabile. Giardini unici, in perfetta armonia con la natura e i tuoi desideri. Sgaravatti Group, specialisti del verde dal 1820. High Drive, High Style. Nuova Toyota Aygo Cross. A testa alta, via inarrestabile. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Setrand, settore ecologia. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Con la motobarca Angela I rientriamo a Calagonone e facciamo anche una parentesi su quello che è il lavoro del Consorzio Marittimo di Calagonone, che trasporta tanti passeggeri in sicurezza, ma soprattutto ci riprendiamo la normalità. Siamo col comandante della motobarca, buongiorno. Ciao, sì, siamo a bordo dell'Angela I e come dicevi tu, dopo 2 anni di crisi dovuta al Covid, ci siamo ripresi alla grande, perché comunque la gente ha voglia di vacanza. Ha voglia di vacanza, è quella meta migliore di Calagonone, Dorgali e tutto il circondario. Allora, noi ringraziamo il comandante della Angela I e tutti i suoi colleghi. Abbiamo visto tanti tuoi colleghi che insomma sono indaffarati e la nostra navigazione continua. Grazie a voi.
Con il patron di Intermezzo del Calagonone Jazz Festival abbiamo parlato delle connessioni e soprattutto di quello che sono le collaborazioni. Una collaborazione storica con questo festival nazionale e internazionale e con l'Acquario di Calagonone. Siamo con il direttore Flavio Gagliardi. Direttore, come va? Bene, bene, molto, molto soddisfatti. Come ogni anno la collaborazione con il Calagonone Jazz è divertente, ci porta un sacco di pubblico, noi siamo felici di queste serate diverse perché insomma l'acquario è fatto per i più piccoli di solito, ma insomma un pubblico interessante e quindi ci fa estremamente piacere continuare, ormai sono quasi 12 anni che collaboriamo. Questa è la 35esima edizione, alle nostre spalle vediamo tutte le foto rappresentative delle 35 edizioni, manca ancora quella che stanno preparando del 2022. Ecco, questi anni per voi come sono stati, gli ultimi due soprattutto? Bah, ripeto, con loro la collaborazione è eccezionale anche perché ci permette di avere una grandissima visibilità e ci porta una ventata di novità. Per noi invece questi anni, un po' per tutti, come potete immaginare, in termini di pubblico sono stati un po' una fatica a causa del Covid e quello che sappiamo, però insomma questa nuova stagione è molto positiva e quindi pensiamo di proseguire, speriamo di proseguire su questo binario. Direttore, possiamo dire che voi siete l'acquario dei record perché al di là delle collaborazioni istituzionali, diciamo che poi il vostro percorso, il vostro lavoro, anche il lavoro del vostro staff vi ha portato a essere l'acquario dei record anche per una nascita straordinaria, ce la racconta? Sì, beh, diciamo l'acquario dei record ci mette in difficoltà, diciamo che siamo molto soddisfatti di quello che abbiamo fatto perché ricordo che nel 2010 quando l'acquario aprì non ci puntava nessuno, ci ha puntato l'amministrazione di Dorgali, però anche diciamo, la cittadinanza era un po' scettica, non sapevamo, partiva questa astronave, non si sapeva dove dovesse atterrare e quindi ormai dopo 12 anni siamo molto contenti, per noi questo è già un grandissimo record. Incredibilmente nella gestione degli animali poi appunto l'anno scorso questa nascita incredibile, Ispera appunto, questa squaletta nata senza essere mai stata concepita, senza essere stato un accoppiamento, quindi senza papà, che è una novità assoluta a livello mondiale. Perché si tratta di sopravvivenza, o sbaglio? Sì, non sta a noi poi decifrare l'aspetto dell'ecologia di questa caratteristica. L'acquario incidentalmente ha permesso agli scienziati di scoprire questa caratteristica dei palombi, che non è soltanto dei palombi, è di molti squali, probabilmente animali molto solitari che vivono nelle profondità, immaginate che arrivano anche a 400 metri di profondità e quindi per lunghi periodi delle femmine possono non incontrare i maschi, non accoppiarsi, e quindi probabilmente c'è questo bottone particolare che gli permette di fare una copia di se stessi. Direttore, io ho avuto la fortuna in questi anni di visitare l'acquario, forse fin dalla sua apertura. Venire qui è come sempre fosse la prima volta, perché voi comunque la collaborazione con le aree marine protette della Sardegna, che è fondamentale, oggi si parla molto di green, di salvaguardia del sistema soprattutto marino, territoriale. Il riscontro che lei ha con chi la viene a trovare è positivo? C'è una sensibilità che oggi dobbiamo tutelare questo pianeta? Ma diciamo che il pubblico che sceglie di venire a visitare l'acquario di solito è un pubblico già di per sé sensibile e quindi il terreno è molto positivo e molto fertile. Poi dopo da lì estrarre quanto lo spaccato generale sia sensibile è più difficile, però noi notiamo che tutta la nostra comunicazione viene raccolta nel percorso espositivo con grosso interesse e quindi speriamo che, come dicevi, come accennavi, ci sia una sensibilità crescente. Bene, allora noi dall'acquario, dall'acqua, che è un elemento essenziale per la nostra Sardegna, ci spostiamo con un altro partner del Calagonone Jazz Festival e quindi ci spostiamo a Dorgali. Parleremo di vino con i protagonisti di questo festival e che dire, la nostra Sardegna qualche tempo fa era un cuore d'acqua, continua ad esserlo, vi aspettiamo anche qui all'acquario di Calagonone, grazie. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato.
Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. C'è un posto nel mondo in cui l'eleganza incontra il gusto, l'energia accarezza i sensi e la bellezza si sposa con la terra. Il suo nome è Sardegna. Il suo vino è Siddura. Siddura, Sardegna in purezza. Passione, competenza, professionalità. Sono questi gli ingredienti che rendono unico un giardino firmato Sgaravatti. Da oltre 200 anni progettiamo e realizziamo giardini su misura, dal design inimitabile. Giardini unici, in perfetta armonia con la natura e i tuoi desideri. Sgaravatti Group, specialisti del verde dal 1820. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Da aprile 2022 l'esclusiva del Vinitaly di Panorama Sardo e di Tele Sardegna ci ha portato in un percorso straordinario nel mondo vitivinicolo e soprattutto ci fa arrivare a Dorgali, una delle principali protagoniste non solo del Vinitaly 2022 ma del territorio sardo. Questa cantina compirà 70 anni l'anno prossimo e ci sono tutti i presupposti per una grande festa, una grande ricorrenza, ma soprattutto con una giovane presidente, Claudia Secci, che è in preparazione per questo compleanno. Proprio così, ci apprestiamo a festeggiare i 70 anni, abbiamo in mente un vasto programma che coinvolgerà non un determinato periodo ma tutto il 2023. Festeggeremo come la cantina merita. Soprattutto una grande responsabilità. Ho intrapreso questo ruolo peraltro 3 anni fa, quindi in un momento, in uno scenario non sicuramente facile. Ci siamo rimboccati le maniche. Pochi mesi dopo l'insediamento del nostro CDA abbiamo vissuto dei momenti molto particolari, anche difficili. Questo ha rinforzato sicuramente noi. Nonostante questo, il forte senso di responsabilità ci ha visto amministrare sicuramente in maniera molto oculata, però pensando con uno sguardo al futuro, con uno sguardo alla rinascita. A Verona abbiamo visto che la sua squadra era dinamica, conviviale soprattutto, e avete portato un pezzo della nostra meravigliosa Sardegna. Sicuramente vi state preparando per degli eventi per tutto il 2023.
Assolutamente sì, saranno appunto, come dicevo poc'anzi, degli eventi che coinvolgeranno tutto l'anno. Ha detto proprio bene, siamo una squadra sicuramente giovane, sicuramente molto grintosa, non di meno molto unita. Presidente, lei arriva comunque da una famiglia di viticoltori, che ricordi ha di questo? Ho di ricordi meravigliosi. Settembre è sempre stato un mese che ci ha accompagnato fin dall'infanzia. La mia famiglia, mio padre si è sempre preso cura di un vigneto e da qualche anno siamo subentrati, diciamo, ad accompagnarlo io e mio fratello. Alle nostre spalle c'è Ortos che nel 2008, negli anni, insomma, in quella decade è stata una delle vostre novità. Ne parleremo col vostro enologo. I progetti per il futuro? Progetti per il futuro sono sicuramente valorizzare appunto il nostro territorio. Tutto sta andando verso il discorso dell'enoturismo e noi intendiamo valorizzarlo in questa maniera. Abbiamo una storia da raccontare, appunto apprestandoci a festeggiare i 70 anni abbiamo una storia propria della cantina, ma abbiamo anche un territorio da raccontare e lo faremo insieme al vino. Presidente, noi continuiamo il percorso in questa magnifica realtà della sua azienda, ma prima di lasciarci, voi avete circa 200 soci che collaborano a far sì che Dorgali sia posizionata sul mercato sardo nazionale e internazionale. Cosa gli vogliamo dire? Assolutamente grazie, perché collaborano soprattutto negli ultimi anni, il nostro progetto che porta avanti la qualità con l'assoluta collaborazione di tutti i soci. La cantina di Dorgali ha oltre 20 referenze, si parte dal Cannonau Principe, ma poi i vostri vigneti non sono solo a Dorgali. Sì, esatto. Innanzitutto l'azienda conta 180 soci, l'areale di produzione infatti non si ferma solo nel comune di Dorgali, ma arriviamo anche ad altri comuni come Galtellì, Siniscola, Bolotana, Cardedu, e questo ci permette di avere un bacino molto ampio, da cui otteniamo circa ogni vendemmia all'incirca dai 20 ai 22.000 quintali. Questo ci permette di avere una diversità, una possibilità di spaziare nell'ottenimento dei nostri vini, perché possiamo attingere da areali diversi che ci permettono di avere uve con maturazioni differenti, con periodi differenti, e quindi questo ci permette di spaziare appunto dal Cannonau, dalle lavorazioni del Cannonau classico fino ad arrivare al rosato, per poi passare per esempio alle uve bianche, il vermentino. Noi lavoriamo fondamentalmente solamente il vermentino. Abbiamo in gamma 3 vermentini, 2 nella grande distribuzione, gli storici, il Calaluna e l'Isalle, e un vermentino che si adatta bene ai pasti con pesce, alle cene a base di pesce, che si chiama Filine ed è distribuito solamente nel canale Oreca. L'Oreca ha una profondità di gamma, mi diceva, oltre 10 referenze, solo per l'Oreca? Sì, abbiamo appunto, come ho già detto, il Filine, che è un vermentino DOC, di Sardegna DOC, poi abbiamo l'Icore, che è il nostro Cannonau di Sardegna, poi abbiamo il D53, che è il Cannonau classico, proseguiamo con gli IGT, che partiamo dall'Ortos, che è quello più importante, proseguiamo poi con il Noriolo, quindi siamo già arrivati a 6-7 referenze, per poi concludere con uno dei prodotti storici dell'azienda come il Rosato, che distribuiamo sia nel canale Oreca, ma distribuiamo tantissimo anche nella grande distribuzione. Direttore, avete in serbo qualche sorpresa per l'anno prossimo, visto che sarà il vostro 70° compleanno? Allora, stiamo valutando alcuni progetti, vediamo se per il 70° riusciamo a portare avanti alcuni di questi per onorare al meglio questa celebrazione. La cantina è qui dal 1953. Abbiamo fatto un giro dove dall'inizio aveva una forma, questa forma si è ampliata tantissimo, la produzione è di 1,5 milioni di bottiglie su tutta la vostra varietà di gamma, l'80% mi diceva è Cannonau. Le chiedo, lei è qui da tanti anni, ma questo lavoro lo rifarebbe? Beh sì, perché quando arrivi a prenderti determinate responsabilità significa che lo fai solamente perché questo lavoro ti piace, perché ci credi. Poi per me che sono dorgalese
è anche un motivo di vanto riuscire a portare avanti determinati progetti, determinate sfide che questa azienda poi ti pone di fronte ogni giorno. Però voi come Dorgali avete portato un forte apporto a questo. Sì, abbiamo fatto la nostra piccola parte, però abbiamo creduto, i soci stessi hanno creduto ormai 15 anni fa sulla qualità, perché solo la qualità poteva permettere di avere prodotti che fossero competitivi sul mercato. Attualmente ci capita di confrontarci con altre aziende nazionali, regionali, e possiamo dire che comunque il panorama regionale offre vini e prodotti di qualità medio-alta, e questo fa ben sperare per tutto il comparto. Di sicuro bisogna proseguire su questa strada, offrire prodotti di qualità, perché il consumatore vuole spendere e bere bene. E quindi dal cuore della bottaia della cantina di Dorgali ci siamo spostati nella sala accoglienza. La responsabile dell'accoglienza della cantina è Donatella Buttu, posso dire vecchia conoscenza, nel senso che abbiamo fatto tanti Vinitali insieme, anche quest'ultimo in esclusiva, e che dire, Donatella, l'accoglienza è fondamentale. Sì, è fondamentale. Innanzitutto benvenuti in Cantina Dorgali, e siamo qui nella nostra sala degustazione, dove di solito si concludono tutti i nostri tour, le nostre visite guidate. L'accoglienza ormai è fondamentale, gli appassionati del vino stanno crescendo, tutti vogliono avere tutte le informazioni sulla cantina, sui vini, sul territorio e soprattutto sulla nostra storia. E noi, essendo qui dal 1953, siamo felici di dare tutte le informazioni. Donatella, alla nostra sinistra abbiamo 4 referenze delle quasi 20 che fanno parte del circuito della vostra produzione. Ci descrivi un po' le caratteristiche, soprattutto il rosé, che in questo momento non è di moda, ma voi siete stati un po' precursori del rosé. Sì, siamo stati, diciamo, i precursori, perché se poi andate ad analizzare qualche etichetta storica che abbiamo qua nelle nostre bacheche, troverete anche un rosato del 1967. Noi siamo nella zona classica del Cannonau e il rosato lo facciamo da tantissimo tempo, perché era il vino dedicato alle donne, un vino fresco, leggero, da bere rinfrescato, da abbinare con pietanze più leggere. E adesso è tornato molto di moda in questi ultimi anni, e noi abbiamo, oltre alle referenze storiche, abbiamo anche un rosé che va solo nel canale Oreca, ossia enoteca e ristorazioni, sta piacendo moltissimo, ed è il Filieri Rosé, che con lo spumante di Cannonau accompagna tutte le giornate estive, soprattutto con questo caldo è richiestissimo. Un vino fresco, leggero, bello persistente, da abbinare sia con tutte le pietanze di pesce, sia con i formaggi non stagionati, a pasta molle, con tutti i caprini che abbiamo in questa zona. Donatella, sarà fondamentale per questo 70° anniversario, che tra pochi mesi vedrà il compleanno della cantina di Dorgali, 1953-2023. Voi però già in un altro anniversario avevate tirato fuori con delle etichette bianche, specifico questo perché l'etichetta bianca adesso lo stesso è di moda, ma voi l'avete fatta quasi 10 anni fa. Noi nel 2013, per il 60° compleanno della cantina, avevamo fatto una particolare riserva chiamata DI53 per ricordare l'anno di fondazione della cantina. Era un'etichetta bianca che riportava etichette diverse per riportare la stessa riserva. 3 etichette che rappresentavano 3 personaggi molto famosi in tutto il mondo, che con tenacia e coraggio avevano raggiunto degli obiettivi. E per il 60° anniversario della cantina auguravamo a tutti i nostri soci, a chi brindava col nostro vino, di raggiungere gli stessi obiettivi, perché lo sponsor era: quando la strada diventa fatica, la vita diventa coraggio, e tutti i nostri soci fanno tantissimi sacrifici all'interno delle loro vigne, e quindi devono avere sempre coraggio, tenacia, andare avanti per raggiungere ogni anno sempre nuovi traguardi e nuovi successi. Donatella, com'è cambiata l'accoglienza in questi anni, al di là dei 2 anni di pandemia ovviamente?
adesso stiamo cercando di riprenderci, stiamo tornando a poco alla normalità. Noi facciamo visite guidate e degustazioni solo su prenotazioni, perché ancora cerchiamo di dare un ottimo servizio senza creare assembramenti. Siamo felici perché abbiamo tantissime richieste anche per settembre, sia da gruppi che da persone, da coppie che stanno venendo a conoscere il Cannonau. È sempre più richiesto in questi ultimi anni, sta diventando sempre più famoso. Ricordiamoci sempre che noi siamo una delle 5 Blue Zone al mondo, quindi la gente sta cercando questo particolare vitigno. L'accoglienza di Dorgali è sicuramente l'accoglienza sarda. Noi abbiamo avuto la fortuna oggi di poter anche degustare, e anzi degusteremo anche più avanti, le vostre referenze, ma prima di salutarvi ancora alcune immagini di questa splendida location e poi daremo la linea alla regia. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. C'è un posto nel mondo in cui l'eleganza incontra il gusto, l'energia accarezza i sensi e la bellezza si sposa con la terra. Il suo nome è Sardegna. Il suo vino è Siddura. Siddura, Sardegna in purezza. Passione, competenza, professionalità. Sono questi gli ingredienti che rendono unico un giardino firmato Sgaravatti. Da oltre 200 anni progettiamo e realizziamo giardini su misura, dal design inimitabile. Giardini unici, in perfetta armonia con la natura e i tuoi desideri. Sgaravatti Group, specialisti del verde dal 1820. Immagina un mondo migliore. Un mondo dove le auto emettono solo acqua. Un mondo senza più barriere. Senza più incidenti. Immagina un mondo dove zero è solo l'inizio. Immagina un mondo Beyond Zero. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.
Siamo qui allo spazio Conad, insomma abbiamo deciso insieme a loro, noi della Nuova Sardegna, di lanciare un messaggio di solidarietà nei confronti della gente. In questo momento in cui ci sono grandi difficoltà nella spesa alimentare, nel costo dell'energia e le bollette che rincarano, e quindi noi che facciamo molto sul sociale come la Conad abbiamo deciso insieme ogni giovedì fino alla fine di settembre per ora di garantire il 10% di sconto a chi fa la spesa alla Conad. Il coupon vale che sarà pubblicato sulla Nuova Sardegna, vale dal giovedì fino al mercoledì, poi ce n'è un altro, ogni settimana uno diverso. Devo ringraziare Fabrizio Piras perché ha messo insieme tutti gli spazi Conad del centro-nord della Sardegna e quindi è un'operazione bella, positiva sicuramente, di affezione, di attenzione nei confronti della gente che compra la Nuova Sardegna e viene a fare la spesa qui alla Conad. Un 10% di sconto su tutti i prodotti freschissimi, allargato chiaramente anche ai prodotti di panetteria, dove coinvolgiamo su questa iniziativa tutto il Nord Sardegna, quindi tutti i canali Conad che aderiscono chiaramente all'iniziativa. Ringrazio anche la cooperativa chiaramente Conad Nord-Ovest che ci ha dato un sostegno affinché possa essere chiaramente allargata a tutti i punti vendita e con la quale chiaramente porteremo avanti questo progetto inizialmente per 10 settimane, per poi vedere chiaramente di dare un proseguo su tutto, magari ampliando anche a tutto il territorio regionale. Infatti è importante per questo, è un inizio, cominciamo con questo coupon e questo sconto del 10% fino alla fine di settembre e speriamo di fare altre cose, anzi siamo convinti e stiamo pensando di fare altre cose, sempre di progetti sociali, vicini alla gente, alle famiglie che hanno difficoltà fare la spesa. Anche perché abbiamo scoperto dei valori comuni. Esatto, forti, nonostante diciamo la distanza, perché noi ci occupiamo di grande distribuzione, voi vi occupate di comunicazione, però i valori sono quelli e quindi è giusto portarli avanti. Il giornale si fa soprattutto per questo, per stare vicino alla gente e denunciare le cose che non funzionano per migliorarle e questa è un'occasione per fare insieme una cosa che secondo me troverà un grande riscontro perché la gente ha bisogno di aiuto. Io ringrazio Antonio. Grazie a te, arrivederci. Ed eccoci in chiusura di trasmissione. Anche questa settimana Panorama Sardo si occupa di letteratura, di libri diversi, ma in questo caso raddoppiamo perché parliamo di Enrico Berlinguer. Dopo aver presentato il volume edito dalla Nuova Sardegna, adesso parliamo di un libro del mio amico Luca Telese che è dedicato a un signore, Enrico Berlinguer,
che è suo suocero, ma lui non l'ha mai conosciuto perché quando è scomparsa avevi 14 anni. Esatto, l'ho vissuto e anzi una cosa incredibile che tutti coloro che hanno famiglie sanno è che ho vissuto questa presenza che non è mai scomparsa dalla casa in cui è vissuto, dai suoi figli, da sua moglie, che è stata una testimone attenta, e molte cose che sono in questo libro sono proprio frutto dell'incastro fra la memoria collettiva e la memoria privata. Perché hai deciso nel racconto di partire dalla scorta? Perché era un modello straordinario, no? Parliamo in questi anni di conflitto fra popolo ed elite, devono comandare il popolo, deve comandare l'elite, e qui il popolo e l'elite vivevano insieme. Si crea questa condizione, questo gruppo umilissimo di persone che venivano, chi era fabbro, chi era operaio, per tutta una serie di accadimenti, fra cui gli anni di piombo, la minaccia incredibile di un sequestro, vissero con Berlinguer giorno e notte in una sorta di famiglia allargata, comprese le famiglie, più tempo di quanto Berlinguer e loro stessi non avevano vissuto con le loro rispettive famiglie. E quindi in questo racconto loro sono stati testimoni di incontri segreti con Moro, di trattative, di colpi di scena, di momenti decisivi. Otto, uno degli ultimi superstiti, era con Berlinguer nel giorno in cui tutti dissero: ma come mai hai fatto il discorso alla Fiat? Lo accompagnava per tutte le porte e capì come era nato, e mi racconta come è nato quel discorso. Roberto Bertuzzi era con lui quando fu fischiato al congresso di Verona dai socialisti, e tutti loro erano nel giorno più drammatico, quello in cui Berlinguer è morto con un ictus sul palco di Padova, in un modo che ovviamente ha turbato l'Italia. Una morte indiretta, non era mai accaduto, l'ictus che gli annebbiava il cervello, e quella fine poi produsse un risultato incredibile, cioè con lui in lista, perché nella legge elettorale italiana non ci si può depenare le liste una settimana prima del voto, il PC arrivò a sorpassare la Democrazia Cristiana. Tu sei conscio, Luca, di aver fatto questo libro e di ritrovarti oggi in un momento delicatissimo per il Paese, dove abbiamo un leader irripetibile che era molto vicino al popolo, a chi aveva bisogno, a chi era povero, un partito come il PD che in questo momento ha difficoltà a essere vicino, e ce lo racconteranno poi Calvisi e De Riu che hanno presentato e hanno raccontato il libro. Sei conscio di questo? Sì, ne sono conscio, ma ho un rigore che tutta la famiglia segue, cioè non bisogna mai pretendere di essere i ventriloqui di qualcuno che non c'è più, quindi se il dubbio che tutti hanno cosa farebbe oggi Berlinguer, nessuno può rispondere. Però è vera un'altra cosa: io ho voluto mettere in sicurezza le testimonianze, e tutte le condizioni in cui Berlinguer combatté l'ultima fase della sua vita, incredibilmente ci sembravano lontanissime, sono un anno fa, si stanno ripetendo. C'era l'inflazione, c'è l'inflazione, c'era la guerra, c'era il problema molto grosso della crisi energetica, c'è una nuova enorme crisi energetica, c'era il tema dell'austerità, così Berlinguer la definì, che poi se lo traduci con un termine moderno è la riconversione ecologica. Berlinguer scrive un discorso all'Eliseo che stupisce persino il sindacato, che era molto industrialista, in cui dice il mondo è limitato, le risorse sono quelle, o capiamo che gestire le risorse senza sprecarle la partita del futuro, questa era l'austerità, oppure saremo sconfitti tutti quanti perché lasceremo un mondo distrutto ai nostri figli. Infine, l'ultima intuizione, lui li chiamava pensieri lunghi, l'intervista sulla questione morale è veramente uno spettacolo, basta togliere 4 riferimenti cronologici, sembra fatta ieri. Dice: i partiti non possono occupare il potere, i partiti non possono abbandonare le ragioni ideali, altrimenti la politica degenera. E in questo clima in cui interi gruppi parlamentari si spostano come transumanza da un posto all'altro, forse questa invettiva di Berlinguer contro la politica che non funziona ha molto senso. La scorta di Enrico Berlinguer, la presentazione è stata curata da Giulio Calvisi. Raccontaci il libro, come l'hai visto, come l'hai vissuto. Il libro parla della scorta di Enrico Berlinguer e del Partito Comunista. In verità non si chiamava scorta, si chiamava vigilanza, ed era un gruppo di persone che faceva guardia privata per il leader del Partito Comunista e per tutti i dirigenti del Partito Comunista. Il libro che cos'è? È la storia
di una comunità politica raccontata attraverso le vicende di questo gruppo di persone che avevano tutte origini umili, saldatori, contadini, figli di mondine, operai, che hanno patito la fame durante la guerra, che hanno fatto la resistenza e che hanno incontrato questo grande strumento di emancipazione sociale, prima che uno strumento di adesione politica, che era il Partito Comunista, che non era un luogo dove si vendevano prodotti da collocare sul mercato della politica, le proposte, il programma, le cose. Era un luogo innanzitutto di emancipazione sociale della parte più povera, della parte più disagiata del paese. In questo senso il libro ha una sua attualità, perché forse oggi la politica dovrebbe guardare quello che si vuole fare con gli occhi di chi guadagna 600 euro al mese o 1200 euro al mese. Quello faceva il Partito Comunista. Luca Telese è abile nel ricostruire questa vicenda, che è una vicenda politica, è una vicenda sociale, è la storia di un partito, attraverso una penna meravigliosa, la penna di un giornalista, che raccontando la storia di questa vigilanza, di questo corpo di vigilanza, racconta la storia del Partito Comunista e racconta la storia di un personaggio che è particolare, unico, che era Enrico Berlinguer. Ecco, Enrico Berlinguer nel ricordo di Giulio Calvisi. Ma nel ricordo di Giulio Calvisi, insomma, io ero un ragazzo quando lui è deceduto, e lì è iniziata, diciamo così, una militanza politica. Quello è stato un evento che ha condizionato molto la mia volontà ed era alla radice della mia domanda. La mia volontà di fare attività politica, intendendolo un po' come la intendevano i grandi partiti di massa allora, non solo, quindi parliamo del 1984-85, non come una adesione ad un partito per fare carriera, ma come una missione che si svolgeva insieme agli altri, come un senso di appartenenza collettivo, e attraverso l'adesione ad un partito tu pensavi di riuscire a realizzare al meglio le tue aspirazioni, a migliorare la tua condizione sociale. Io vengo da una famiglia di pastori, per l'esattezza di Mezzadri, quindi diciamo, il richiamo alla sinistra era potente, era forte, e in questo senso il Partito Comunista italiano, con la sua originalità e con questa grande particolarità che aveva la figura di Enrico Berlinguer, è stato un richiamo per molti della mia generazione irresistibile. Ed eccoci con Roberto De Riu, perché Giulio Calvisi ha parlato di un partito, quello di Berlinguer, che con l'andare del tempo è andato snaturandoci. Tu che sei un uomo di sinistra che viene da una radice della democrazia cristiana, cosa ne pensi? Beh, a noi interessa molto il Berlinguer narrato ai pagani, diciamo così, pagani cioè non comunisti, perché è una figura che deve appartenere oggi alla storia e non più alla cronaca politica né tantomeno alla polemica politica. Questo è un libro molto agile, molto scorrevole, che ci consente di entrare nel Berlinguer privato ma anche nel Berlinguer popolare e nel popolo di Berlinguer, cioè quel grande sentimento collettivo che ha accompagnato quegli anni e che va oltre le ideologie, va oltre le posizioni politiche. Giulio mi ha raccontato che lui era un ragazzo quando è scomparso Berlinguer, ma da quel motivo, da quella situazione è nata la sua passione per la politica. Com'è la tua storia? Beh, sicuramente anch'io ho vissuto quegli anni come gli anni dell'imprinting della politica, quindi io ero nell'altro versante, io
ho avuto forse la fascinazione di Moro, del suo martirio, del suo dramma, che è stato il dramma dell'Italia. Poi anche Berlinguer era in fondo l'interlocutore favorito di questo grande dramma storico, quindi c'erano il protagonista e antagonista, e quella grande cultura democratica noi l'abbiamo voluta poi portare in un partito che oggi cerca di essere erede sia dei valori costituzionali sia di quelle grandi intuizioni, di quelle grandi personalità. Il cronista incalza Calvisi osservava che oggi il vostro partito è molto meno vicino alle classi popolari. Ecco, questo succede oggi, cioè non c'è più un riferimento sociale, anche perché sono le stesse classi sociali ad essere molto più sfumate. Non c'è più il lavoro fordista in fabbrica, con la catena di montaggio, con le grandi aggregazioni, quindi non c'è più neanche una coscienza di classe che possa portare a un'emancipazione anche politica e quindi una rivendicazione di diritti che poi diventa politica. Oggi c'è la società dei frammenti, cioè ognuno di noi vive dentro una particella nel suo piccolo privato con una grande incapacità di tutti noi di unirci in grandi battaglie. E per questo i partiti di tradizione popolare, i partiti anche di vocazione universalistica soffrono. È una grande fase storica e noi cerchiamo evidentemente nel ricordo e nello studio di questi grandi uomini un'ispirazione per il domani. Con il rischio che il popolo cada tra le braccia dei 5 Stelle o della destra? Allora, questi populismi sono segnali della fortissima crisi, della fortissima difficoltà e anche però la volontà di unirsi. Non si riesce a trovare unità su progetti complessi, su progetti completi, su grandi battaglie di emancipazione. Si trova più facilmente in una protesta, anche se magari ben confezionata. Noi dobbiamo riuscire nuovamente ad animare una grande mobilitazione popolare a difesa del diritto di tutti, alla ricerca di un equilibrio che ci riporti tutti i cittadini del nostro tempo. In collaborazione con Gruppo Ena. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. La cantina e vini Siddura, Sardegna in purezza. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Sgaravatti Group. Specialisti del verde dal 1820. Todde, come i nonni dei nostri nonni, ci hanno insegnato. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.